In pochi giorni dalla meningite, un 27enne di Bassano residente a Montebelluna era in vacanza a Grosseto con la fidanzata, profilassi per la famiglia nel Trevigiano e per gli amici nel Vicentino. Inchiesta sul tragico schianto di Zoppola. Sentite dagli inquirenti la volontaria che sedeva accanto a Graziella Mander nell'ambulanza e la 64enne a bordo del SUV. Intanto la Croce Rossa attiva un servizio di aiuto psicologico. Ambulanti di Veneto e Friuli Venezia Giulia soddisfatti per il forte richiamo del presidente Mattarella al governo sul tema delle concessioni contenute nell'ultimo DDL concorrenza. Basta con le proroghe. La sanità veneta sempre più in affanno, mancano medici e infermieri. È l'allarme del sindacato Nursind che chiede urgentemente miglioramenti salariali e di organizzazione del lavoro. Perseguitava con pedinamenti e minacce l'ex compagna, ora incinta, scatta il codice rosso. 32enne di Cavaso del Tomba denunciato dai carabinieri nel Vicentino. Giovanissimi hanno festeggiato il nuovo anno vandalizzando la stazione di Piombino Dese. La rabbia del sindaco: siete stati ripresi dalle telecamere, venite in municipio o vi denuncio. Turista scivola in acqua vicino al ponte dei Sospiri a Venezia. Il figlio si tuffa per soccorrerlo, a salvare entrambi gli agenti delle volanti lagunari. È nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta. L'annuncio sui social e l'abbraccio del Veneto, le parole del parroco di Montebelluna che l'ha sposata. Felice per il lieto evento, auguro ogni bene a questa famiglia. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal dramma in Toscana, dove è morto un 27enne di Montebelluna, originario di Bassano del Grappa. La causa, una meningite fulminante. È scattata la profilassi che riguarda la famiglia che risiede nel Trevigiano e alcuni amici del bassanese. Era partito lo scorso 28 dicembre dalla stazione di Montebelluna per trascorrere il Capodanno con la fidanzata in Toscana follonica Carlos Ivan De Altin, 27enne bassanese di origine ma residente da qualche tempo nella città trevigiana. Un periodo di festa che si è trasformato in dramma. Già il giorno dopo, il 29, il giovane ha iniziato ad accusare pesanti sintomi, febbre alta circa 40 gradi e macchie rossastre e violacee sulla pelle che ben presto da un primo referto si sono rivelate essere delle microemorragie dei vasi sanguigni. Da Massa Marittima De Altin è stato portato all'ospedale centrale di Grosseto, dove le sue condizioni sono precipitate, tanto da trasferirlo nel reparto di terapia intensiva. Qui è spirato il primo giorno dell'anno. Il decesso, in base agli esami di laboratorio, sarebbe da attribuire a una sepsi fulminante da meningococco, ancora in attesa di tipizzazione. Praticamente quindi devono ancora fare tipizzazione del meningococco. Comunque sono stati ovviamente informati subito i contatti stretti, è stata fatta quindi un'indagine epidemiologica sia a Grosseto che qua da noi. La profilassi al momento coinvolge da un lato i familiari a Montebelluna con cui viveva, ovvero la madre e il compagno, dall'altro 3 amici residenti nel Bassanese, dove Carlos aveva mantenuto i rapporti più stretti dopo aver vissuto nella zona di Rosà. Rassicurazioni precise arrivano anche dal sindaco Bordin. Stiamo monitorando la situazione di concerto con l'ULSS, in particolar modo con l'ufficio igiene. Il ragazzo ha avuto dei contatti stretti con poche persone, prevalentemente i familiari, i quali sono già stati sottoposti nei giorni scorsi a profilassi. La profilassi quindi è in corso, ma la cerchia dei contatti di fatto è chiusa. Resta il cordoglio per una morte improvvisa. Io mando il mio abbraccio virtuale e l'abbraccio di tutta la comunità montebellunese ai familiari di questo ragazzo, perché questa è una tragedia ovviamente indescrivibile, quindi questo è il minimo che io possa fare. A Zoppola ora, dove ieri c'è stato un tragico schianto in cui hanno perso la vita 3 persone, il comune di Pinzano al tagliamento ha deciso di fermarsi per ricordare la volontaria della Croce Rossa Graziella Mander e intanto la collega che era con lei, Cristina, ha scritto un messaggio sui social, ha detto sto bene ed è stata già ascoltata. Volevo rassicurare tutti che a parte qualche botta sto bene, presto mi farò sentire, scrive Cristina Costantini a poche ore dal terribile incidente che l'ha vista coinvolta ieri a Zoppola. Ha riportato la frattura della clavicola e un trauma facciale. Volontaria 37enne della Croce Rossa di Maniago, ieri sedeva accanto a Graziella Mander, una delle 3 vittime del terribile incidente. È già stata ascoltata Cristina, ma i ricordi sono confusi. Insieme alla sua sarà fondamentale per chiarire che cosa sia accaduto in quel tratto di strada la testimonianza della 64enne conducente del SUV che non è riuscita ad evitare l'impatto con l'ambulanza dopo che questa si era scontrata contro il camion. Il comune di Pinzalo al tagliamento ha proclamato lutto cittadino. Graziella, ricorda il sindaco, era una colonna della nostra comunità.
Nel periodo Covid il suo apporto è stato fondamentale. Pietro Fortunaso, presidente della Croce Rossa di Spilimbergo e Maniago, non commenta le prime indiscrezioni emerse, secondo le quali sarebbe stata proprio l'ambulanza ad invadere la carreggiata opposta, impattando contro il camion. I due mezzi sono già stati posti sotto sequestro. Sono 22 anni che guidava l'ambulanza, era un'autista esperta, ancora non sappiamo le dinamiche dell'incidente preciso, però c'è la testimonianza del secondo volontario che era in quel momento a fianco dell'autista. Non si ricorda molto bene, però le forze dell'ordine l'hanno già interrogato. Graziella Mander faceva anche parte del consiglio del comitato che proprio oggi per lei si è riunito. Parla di grande famiglia della Croce Rossa invece la nuova presidente del comitato di Treviso, Simona Cardarelli, che subito alla notizia dell'incidente si è messa in contatto con i colleghi del vicino Friuli. Tutti i volontari le augurano un buon viaggio e la ringraziamo per tutto quello che ci ha regalato in questi 20 anni. Tra l'altro, proprio per questi eventi traumatici, Croce Rossa ha tra i tanti obiettivi e le tante attività che svolge anche l'attività di supporto psicologico, i nostri operatori SEP, i nostri psicologi, quindi anche dal nazionale, essendo una regione limitrofa, sono stati allertati quelli che potevano essere gli eventuali supporti e interventi da parte dei nostri operatori. Un altro tema, quello degli ambulanti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, soddisfatti per il forte richiamo del presidente Mattarella al governo sul tema delle concessioni contenute nell'ultimo DDL concorrenza. Basta proroghe, dicono, serve una riforma del settore. Noi siamo perfettamente d'accordo con il Presidente della Repubblica perché è stato un DDL. Ne abbiamo discusso direttamente con Bitonci del Ministero, lo avevamo avvisato che una cosa così sarebbe stata impugnata in qualche maniera, lo ha fatto direttamente il Presidente della Repubblica. Soddisfazione della categoria degli ambulanti del Nord-Est per il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tema delle concessioni contenuto nell'ultimo DDL concorrenza. Nel mirino del Colle le norme che prorogano i permessi per il commercio ambulante, che porta a precarizzare il lavoro. Noi siamo 180.000 aziende in Italia, siamo 180.000 aziende che sono ferme dal 2010, anno del recepimento della direttiva Bolkestein. Da quel momento lì siamo sempre andati avanti con proroghe. Lei capisce bene che con una proroga di 1 anno, 2 anni, io non posso poter investire in autoveicoli, in personale, in magazzini, in scorte di merce. Devo vivere la giornata. Una direttiva del 2010, la Bolkestein, che mira a disciplinare la concorrenza all'interno di uno Stato, nata per regolamentare i settori legati alle concessioni pubbliche, commercio ambulante, gestione di aree balneari, e nei quali le continue proroghe, come quella stabilita dall'ultimo disegno di legge, stanno di fatto rendendo complicati gli investimenti a lungo termine degli operanti nel settore. Conseguenza di tutte queste proroghe, i mercati si stanno svuotando perché nessuno, piuttosto di investire al buio, preferisce cambiare mestiere. Quindi basterebbe semplicemente mettere a bando quelli che sono i posteggi vuoti nei mercati, riqualificandoli, riportando la gente al mercato, che crea sicurezza, aggregazione, pulizia e vitalità dei centri storici. Queste le richieste da parte degli ambulanti del Nord-Est, che dopo la notizia della missiva di osservazioni inviata al Parlamento e al Governo sono in fermento e chiedono di essere ascoltati. Portare avanti quella che è una riforma del settore, in cui il settore viene blindato con i rinnovi, è una vera e propria riforma che ci permetta come categoria di poter ricominciare a reinvestire nel nostro lavoro. Ci aspettiamo che si apra un tavolo in cui ci si possa sedere con persone competenti e si possa prevedere un percorso per questa categoria. Sanità del Veneto sempre più in affanno, lo dicono gli uomini del sindacato del Nursind, che chiedono urgentemente miglioramenti salariali e di organizzazione del lavoro. In Italia la percentuale di infermieri ogni 1000 abitanti è di 6,2 unità, un valore che mette il nostro paese al quartultimo posto in Europa. È il primo dato critico messo in risalto dal sindacato Nursind nel suo bilancio annuale, derivato dall'analisi sul rapporto osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Un valore medio nazionale confermato anche per il Veneto, che per la nostra regione rappresenta un'ulteriore criticità. Abbiamo un rapporto infermieri ogni 1000 abitanti che è di seconda fascia e non di prima,
siamo assieme a regioni tipo la Sardegna, siamo circondati da regioni tipo Friuli, Trentino ed Emilia-Romagna che hanno un rapporto migliore, si rispecchia rispetto al numero di medici. Il Veneto è nella fascia più bassa rispetto a tutte le altre regioni italiane. Secondo il Nursind, la regione ha un problema di attrattività di sistema. L'alto valore del rapporto infermieri-medici è un dato fuorviante che non punta alla qualità dei servizi. Il Veneto delle eccellenze mediche specialistiche non basta, secondo il sindacato, per offrire una prospettiva positiva agli utenti nei prossimi anni. Sicuramente sono invidiate in tutta Italia. Quello che ci preoccupa veramente è quello che succede prima e dopo questa atto di eccellenza che non regge, non c'è la presa in carico. Se pensiamo che abbiamo 670 zone scoperte di medici di medicina generale con più di 1 milione di utenti e di cittadini veneti che non hanno un medico di medicina generale, si capisce che l'atto chirurgico in se stesso non risolverà mai questo problema. L'assalto ai pronto soccorsi verificatosi anche durante l'ultima festività è un segnale preoccupante che potrà ripetersi sempre più spesso se non verranno governate le chiusure di massa degli ambulatori nei periodi critici. Fondamentale sarà rendere la sanità pubblica concorrenziale rispetto a quella privata. All'ospedale San Bortolo mancano 60 infermieri. Lussotto sconta le difficoltà che scontano tutte le aziende sanitarie, è quella di reperire professionisti. Ovviamente sconta anche il fatto che il territorio non tiene e che i professionisti che lavorano all'interno di alcuni settori del Lussotto sono letteralmente sfibrati. Più di qualcuno sceglie la strada del privato. Un dato certo è la questione salariale, nel senso che bisogna intervenire in qualche modo sugli stipendi e sull'organizzazione del lavoro. Politica fuochi d'artificio in casa Lega dopo l'attacco sferrato a mezzo social dall'ex deputato trevigiano Giuseppe Paolin all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, reo di aver condiviso il disagio del collega Roberto Marcato. Il tema oggi al centro è, come ha detto Marcato in un'intervista recente in un giornale, vorremmo capire se questo partito è ancora la nostra casa oppure no, perché ci facciamo fatica a riconoscerci e non abbiamo risposte, e questo credo sia abbastanza grave. Prima di parlare di trasloco bisogna trovare la casa giusta, e quella per Giampaolo Bottaccin, Federico Canera e Roberto Marcato al momento non è detto possa essere la Magione offerta dal coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Il toto scommesse va avanti da mesi, imperscrutabile fino a ieri. L'assessore regionale bellunese Giampaolo Bottaccin ha deciso di mettere nero su bianco le ragioni del suo malumore, che sono di natura politica e amministrativa. Li elenchiamo. Per scelta della segreteria regionale nessun bellunese è stato candidato alle politiche e avevamo 2 parlamentari uscenti, poi uno purtroppo è mancato, ma avevamo 2 parlamentari. Da 2 parlamentari a, non dico un parlamentare, ma neanche un candidato presente, è un fatto estremamente grave. Io vorrei una risposta chiara su questo, lo dico da bellunese prima ancora che da leghista. Poi il direttivo provinciale di Belluno, visto come era stata presa a sberle la provincia di Belluno, ha chiesto un sottosegretario per compensare la mancanza di un parlamentare. Non mi risulta sia neanche arrivata una risposta in questo senso. Nell'elenco c'è la nomina della presidenza del Fondo dei Comuni di Confine, storicamente assegnata a esponente dello stesso partito del ministro, ma al fondo Calderoli ha designato Dario Bonda, che pur bellunese oggi è di Fratelli d'Italia. Questo per quanto riguarda i temi politici. Poi ci sono le questioni che si intersecano con l'ambito amministrativo, come quella dell'idroelettrico. Vorrei capire qual è la linea di questa segreteria, visto e considerato che sui riparti dei vigili del fuoco volontari la giunta è andata sotto in commissione. Uno smacco alla Lega bellunese senza precedenti per Bottaccin, che da 14 mesi chiede risposte a un partito silente. A interloquire via social con l'assessore ci ha pensato l'ex deputato trevigiano del Carroccio Giuseppe Paolin. Ho fatto la disanima di cosa ha avuto Bottaccin, ha fatto 3 giri in regione, 2 volte l'assessore, ha fatto il presidente di provincia, tra l'altro è riuscito a farsi mandare a casa. Quindi non riesco a capire dove è lo scandalo, cioè di cosa stiamo parlando. Io quello che dico
da militante leghista e dico: se questi signori vogliono andare, le porte sono aperte, come è sempre stato in Lega. L'attacco sferrato da Paolina Bottacin su Facebook a una trentina di like e una condivisione non pubblica non scalfisce l'assessore. Mi hanno fatto un po' sorridere quelle considerazioni che ho visto di Paolin. Lo dice lui che la Lega ha dei problemi. Per l'ex parlamentare della Lega il partito non è allo sbando. Paolina afferma: ci sono alti e bassi e vanno amministrati. Per me esiste una disciplina di partito, un mettersi a disposizione del partito. Il partito fa delle valutazioni per mettere in campo la squadra migliore. Si tratta di far politica, di parlare, di proporre le proprie idee, ma non è quello che stanno facendo soprattutto Bottacin e Canera. 32enne di Cavaso del Tomba denunciato e grazie al protocollo Codice Rosso non potrà più avvicinarsi alla donna. Perseguitava la ex con chiamate e messaggi, minacciandola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequenta, fino a quando la donna, in stato di gravidanza, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Romano Dezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del Tomba che non voleva accettare la fine della sua relazione con la giovane trasferitasi a Romano Dezzelino. I comportamenti dell'ex erano diventati sempre più oppressivi da ottobre, culminando il primo dell'anno con un messaggio nel quale annunciava alla donna la volontà di recarsi a casa sua per parlarle. Spaventata da questa evoluzione di una situazione già pesante, la malcapitata si è rivolta ai carabinieri e una pattuglia è subito uscita intercettando lo stalker proprio nelle vicinanze del domicilio della ex. È scattato quindi il protocollo Codice Rosso e il 32enne è stato sottoposto alla misura precautelare personale che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla giovane donna. Non potrà neppure chiamarla o contattarla in alcun modo. Bagni distrutti alla stazione di Piombino Dese, opera di alcuni vandali che lì hanno scelto in quel modo di festeggiare il Capodanno. Sentite che cosa dice loro il sindaco. Petardi fatti esplodere in barba e divieti all'esterno, ma quello che è peggio è quanto accaduto all'interno, nei bagni della stazione di Piombino Dese, che servono le centinaia di passeggeri che ogni giorno salgono su un treno della linea Venezia-Bassano. Hanno festeggiato così l'inizio del nuovo anno una decina di ragazzi, tutti adolescenti tra i 15 e i 18 anni, in un modo che lascia l'amaro in bocca perché quanto distrutto è bene di tutti. Sono dei gruppetti di ragazzi, questo è uno spazio coperto, illuminato, dove chi non sa dove andare magari si può permettere di venire qui per stare in compagnia con gli amici. Certo che a un certo punto alla mezzanotte lì si è scatenato un po' l'inferno, hanno un po' esagerato con i petardi, continuato con danneggiamenti in maniera assolutamente incivile. I danni più gravi ai sanitari sospesi a muro e poi alle porte saranno necessari interventi di muratura per una cifra intorno ai 20.000 euro. Un primo atto vandalico si era verificato la scorsa primavera, per questo a maggio sono state installate le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutti i passaggi della devastazione e soprattutto i volti di chi l'ha compiuta. Il sindaco ha deciso, da buon padre di famiglia, da primo cittadino di questo comune, di dire: ragazzi, genitori, ho visto i vostri figli fare quello che hanno fatto la notte di Capodanno, presentatevi in municipio. Sì, forse sbaglio, ma però il problema per me è solo una fattura da pagare e non intendo che la paghino ancora una volta tutti i cittadini di Piombino Dese. Averli denunciati avrebbe voluto dire rovinargli la fedina, ma ripeto, siamo tutti stati giovani, tutti abbiamo fatto le nostre bravate, le nostre birichinate. Certo che anche per chi non ha combinato niente quella sera, assistere a un reato si è partecipi del reato. Per cui dovranno crescere questi ragazzi, una lezione bisogna dargliela. Le immagini dei danni sono già state consegnate ai carabinieri, ma se le famiglie si presenteranno in comune o parleranno con i carabinieri, sarà possibile evitare la denuncia penale per i ragazzi e un procedimento davanti al Tribunale dei minori. Abbiamo tutti gli elementi, tutti, addirittura le marche dei vestiti, abbiamo le telecamere sono molto chiare, sono quelle che vedete sopra le mie spalle, sopra quelle porte che adesso in questo momento sono state rimosse. C'è tempo fino a fine settimana, se alcune famiglie già lo hanno contattato, il sindaco torna a lanciare un appello alla nostra telecamera. Ripeto, il mio appello, e potevo anche non farlo, ma il mio appello è stato quello: fatevi vivi, c'è una fattura da pagare, però questa volta va pagata. E non la pagheranno i cittadini di Piombino? Non sicuramente. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con le notizie.
TG del Veneto, ripartiamo da Venezia con una brutta avventura per 2 turisti, papà e figlio caduti in acqua per colpa di un cellulare. Martedì sera un turista stava camminando per Venezia in prossimità del bordo della fondamenta nei pressi del Ponte dei Sospiri, quando è caduto in acqua perché stava guardando il cellulare. Con lui c'era il figlio che senza esitare si è tuffato per salvarlo, ma entrambi si sono trovati in difficoltà. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della Questura di Venezia che hanno trovato il conducente di un'imbarcazione, arrivato nel frattempo, che tentava di aiutarli. A quel punto i poliziotti hanno fatto arresto. Padre e figlio sono stati quindi invitati dagli agenti a togliersi gli indumenti fradici per evitare di incorrere in rischi ipotermici, per avvolgerli poi con coperte termiche. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e il personale del SUEM, che li ha portati al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. È nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Per lei l'annuncio social e l'abbraccio di tutto il Veneto. I volti sorridenti non tradiscono l'emozione, ma nemmeno la fatica. Sono stati 2 giorni complicati, scrive Matteo Giunta, appena diventato papà della piccola Matilde. E così il 3 gennaio, alle ore 6:51, Federica Pellegrini, la nostra campionessa, volto noto e amato in tutta Italia, è diventata mamma. A salutare il lieto evento sui social decine di post. Un pensiero per la coppia è arrivato dal presidente del Veneto Luca Zaia e dalla premier Giorgia Meloni. La piccola, nata in buona salute, è venuta alla luce all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Meringhetta, così si rivolgevano a lei ancora in pancia. A Matilde Federica aveva dedicato un pensiero nei giorni immediatamente successivi alla tragedia di Giulia Cecchettin. Ti costringerò a sentirti libera in ogni passo, aveva scritto su Instagram. Federica e Matteo, un amore nato nel 2017, lui l'allenatore, lei l'allieva. Una storia tenuta quanto più possibile lontana dai riflettori. Matteo la porta all'altare il 27 agosto del 2022 ad unire in matrimonio la coppia nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, Monsignor Antonio Genovese, oggi parroco a Montebelluna, ma per tanti anni a Spinea, dove ha visto crescere Federica e che oggi ha partecipato alla gioia della coppia. Intanto che è arrivata, quindi ben arrivata da noi, e un augurio cordialissimo e felicitazioni alla Federica e anche a Matteo per questo evento così bello, atteso, e anche bello. Credo che essere mamma ed essere papà sia un dono grandissimo, oltre che anche una grande responsabilità. Non sarò io a battezzare Matilde, chiarisce, spero lo farà il parroco della loro comunità. Ricorda Federica però e la sua grande forza di volontà. Aveva le doti ma anche sacrificato, che mentre gli altri si divertivano lei era in piscina a nuotare fin dal mattino presto, quindi una grande campionessa. E adesso è cresciuta insieme a Matteo, sono cresciuti, auguro davvero che crescano davvero in armonia, in amore e affetto, per crescere insieme anche da piccola. E congratulazioni allora anche da parte di tutta Antenna 3. Noi con questa notizia ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno in compagnia dell'alta pressione che inizia a diminuire. Nel weekend dell'Epifania un'intensa perturbazione darà il via ad una fase di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 gennaio evidenzia un tempo stabile. Avremo un'alternanza di nuvole e locali rasserenamenti con nebbie sparse di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera, più soleggiato in montagna. Temperature stazionarie minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto, tuttavia sulla zona montana il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. In pianura e sulla costa locali nubi basse nelle ore più fredde, qualche schiarita a seguire. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino ma con nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.